Alla fine della gara ha detto, come dicevi, che si poteva puntare al bonus, quindi non è rimasto molto contento. Col bonus poi sicuramente avreste raggiunto il Calvisano in testa. Ecco, avete detto qualcosa di particolare negli spogliatoi voi una volta che siete rientrati a partita finita? Sappiamo che è abbastanza, come carattere, abbastanza vulcanico, quindi poi magari sei anche arrabbiato, Presutti. Pasquale, no, vulcanico no. No, Solo fuori magari poi dopo. Sì, certo, poi il derby è soprattutto per chi ha vissuto Padova e Rovigo sia come città che rugbisticamente. Io purtroppo è il primo anno qua a Padova, magari fossi arrivato prima, ma è sentito di più il derby, quindi certo non si vuole lasciare punti per strada e quindi era lecito puntare al punto di bonus, soprattutto per i valori in campo, insomma. Quando si è più forti si deve dimostrarlo anche contro le partite più facili, insomma. Ecco, ci sono anche dei messaggi per te, Manuel, andiamo a leggerne qualcuno. Da parte di Giacomo: Manuel, sei il migliore, grande risultato anche se la partita non è stata troppo divertente. Ancora, chi è il più Latin lover della squadra? Firmato Marica da Treviso. Vabbè, questo magari lo teniamo, iniziamo con l'altro intanto, poi diciamo anche accontentiamo anche Marica dopo. Sì. Cos'era la prima domanda, scusa? No, un complimento, grazie. Migliore, esatto, e grande risultato, anche se la partita comunque non è stata molto divertente. Sì, penso l'abbiano capito un po' tutti che la partita non è stata né divertente né spettacolare. Ci rivedremo alla prossima, sperando di riuscire a far rendere merito, a divertire il pubblico, che era comunque numeroso sabato al plebiscito. Certo. Poi per quanto riguarda la curiosità di Marica, ripeto, invito Marica a venire a scoprire che è sinceramente. Però non nello spogliatoio, magari, sennò povera Marica poi non torna più a casa. No, vabbè. Scelte. Comunque no, torniamo alla partita. Dopo 28 minuti, tra l'altro, loro hanno fatto i primi punti dopo al 28esimo della ripresa, quindi insomma sugli sviluppi di una punizione, e quindi questo fa capire anche che sono stati in difficoltà fino alla fine. Poi la loro meta invece, vediamo se adesso con le immagini riusciamo a recuperarla. La loro meta è arrivata verso la fine della partita, frutto di un malinteso, di un intercetto di Calanchini, no? Manuel, intercetto di Calanchini, poi galoppata di per 40 metri e meta. Lì evidentemente qualcuno ha dormito, però insomma ci poteva stare. No, ma ha dormito, no, diciamo che mancavano 5 minuti alla fine della partita, abbiamo giocato per prendere il bonus, e capitano anche queste cose. Certo, con un po' più di attenzione sicuramente si riusciva ad evitare questa meta, e sicuramente con un po' più tattica si poteva gestire meglio anche le condizioni climatiche, visto che c'era un fortissimo vento e per il secondo tempo non siamo riusciti a sfruttarlo. Ecco, tu sei rientrato dopo alcune partite di stop per infortunio, no? Se non sbaglio, correggimi se sbaglio. Giusto. Ecco, poi io ero sugli spalti del plebiscito e in effetti qualche maledizione è volata nei tuoi confronti quando a metà ripresa poi sugli sviluppi di una touche, mi sembra, non hai passato la palla all'ala, ma hai cercato la soluzione tu personale sbagliando. Sì, sono delle scelte che si fanno in campo, sicuramente vista da fuori la visuale maggiore si amplifica poi magari lì per lì. Potevo sicuramente fare una scelta migliore. Certo, loro, come noi, ripeto, abbiamo giocato spesso in fuorigioco, abbiamo preso parecchi calci sia noi che loro contro, e quindi giocare anche sotto pressione vicino alla linea di meta non è facile. Poi hai detto giusto, rientro da un lungo periodo di stop, e quindi l'agonismo delle partite importanti e ritrovare certi meccanismi non è semplice. Per fortuna adesso mancano ancora 7 partite, è importante riuscire a vincere, cioè arrivare nelle prime 4. Ecco, per le ultime 7 partite come vedi il calendario tuo, migliore rispetto a quello del Calvisano, che è prima delle altre
No, il nostro calendario è abbastanza complicato.